dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Trapani, la regione sospende il manager dell'ASP per gravi responsabilità gestionali nella vicenda legata alla mancata refertazione di 330 esami istologici. La replica di Croce: agito con coscienza, onestà e impegno. Messina, soldi per anticipare interventi chirurgici, sospeso il primario dell'ospedale Piemonte. Ai pazienti in lista di attesa avrebbe chiesto 1.500 euro per avere una corsia preferenziale. A Palazzo degli Elefanti, tavolo tecnico sulla vertenza ST. Rassicurazioni dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo cui i vertici del colosso italo-francese avrebbero annunciato il più grosso investimento a livello mondiale proprio per il sito catanese. Al porto di Catania una via crucis dei lavoratori. L'arcivescovo Renna, preoccupato per le tante povertà nei nostri territori, invoca volti nuovi in politica e più spazio per i giovani, chiamando alle responsabilità anche i cattolici. Sempre a Catania, disabili costretti a percorsi a ostacoli in pieno centro, tra stalli occupati da furgoni che scaricano merce e marciapiedi invasi dalle auto parcheggiate. Fantozzi festeggia 50 anni. Come sarebbero le sue frasi iconiche in dialetto palermitano alla luce delle radici siciliane del grande Paolo Villaggio? E poi il calcio, il Palermo verso la sfida alla Salernitana. Dionisi non sono l'unico responsabile. In Serie C Catania punta al quinto posto e prepara il derby Trapani. Bentrovati, la regione sospende il manager dell'ASP di Trapani Croce per gravi responsabilità gestionali nella vicenda legata alla mancata refertazione di 330 esami istologici. Dal canto suo il manager non vuole commentare e dice di aver agito con coscienza, onestà e impegno. Il servizio di Laura Spanò. La Regione siciliana, attraverso l'Assessorato della Salute, ha avviato l'immediata sospensione dalle funzioni per 60 giorni del manager dell'ASP di Trapani Ferdinando Croce, preludio alla sua rimozione per gravi responsabilità gestionali. La vicenda fa seguito ai ritardi sulla refertazione di 3.300 esami istologici e dei 206 casi di positività accertati. La decisione della Regione arriva dopo 2 ispezioni, quella dell'Assessorato regionale alla Salute e quella ministeriale. Lo stesso manager non ha voluto commentare la decisione del Presidente della Regione, sottolineando che farà le sue valutazioni per la tutela della sua immagine, del suo lavoro, della portata delle sue responsabilità. Croce ha sottolineato di aver scelto in queste settimane che al suo posto parlassero gli atti per dimostrare che ha agito per risolvere i problemi ereditati dalla passata gestione e che quando a luglio per la prima volta è venuto a conoscenza circa le criticità di refertazione, di aver adottato tutte le misure a sua disposizione garantendo nel tempo previsto una refertazione entro 20 giorni al mese di febbraio. Croce ribadisce di avere tempestivamente avvisato l'assessorato regionale della salute ricevendo silenzi e nessun aiuto fino a quando la vicenda non ha assunto rilevanza mediatica. Poi conclude: so di aver agito con coscienza, onestà e impegno. L'obolo da pagare per scavalcare le liste d'attesa per un'operazione all'ospedale Piemonte di Messina era di 1.500 euro. Con l'accusa di induzione indebita è stato sospeso un primario, Francesco Triol. Avrebbe preso denaro per anticipare interventi chirurgici, consentendo così a molti pazienti di scavalcare le lunghe liste d'attesa. Con questa accusa è stato sospeso un primario dell'ospedale Piemonte di Messina, a cui viene contestato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per un anno è stato emesso dal GIP sulla scorta di indagini portate avanti dai carabinieri del NAS di Catania, coordinati dalla Procura di Messina. Dalle indagini dei NAS è emerso che il professionista primario dell'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia generale nell'ospedale IRCS Piemonte tra il 2021 e il 2024 avrebbe indotto una ventina di pazienti a consegnargli 1.500 euro con la prospettiva di essere sottoposti in anticipo rispetto ai tempi ordinari ad un intervento chirurgico, un caso che fa scalpore soprattutto in un periodo nel quale la sanità siciliana è proprio sotto accusa per la lentezza nell'erogazione delle prestazioni.
Aspettare 11 mesi per un accertamento diagnostico. A Ragusa la denuncia del Comitato Civico, articolo 32. Veronica Barbarino. A Ragusa un caso sanitario che accende il dibattito sulle liste d'attesa, lo denuncia il Comitato Civico, articolo 32. Il 17 marzo il signor Giuseppe riceve dal medico di famiglia la prescrizione per una esofagogastroscopia e il medico di famiglia indica entro 60 giorni i tempi di attesa per l'esame. Il signor Giuseppe lo stesso giorno chiede la prenotazione all'azienda sanitaria e riceve l'appuntamento per il 17 febbraio 2026, vale a dire dopo 11 mesi. La risposta dell'ASP ragusana non tarda ad arrivare. Il direttore generale Pino Drago ha definito tali ricostruzioni fuorvianti e immotivatamente allarmistiche, precisando che la prescrizione riguarda un esame di primo livello classificato come differibile dal medico prescrittore, quindi con una tempistica massima di 60 giorni, come si vede nella foto. Aggiunge anche che il tempo medio per la refertazione di un esame istologico presso il proprio servizio di anatomia patologica è di 17 giorni. Qualsiasi tentativo di correlare lo svolgimento della biopsia a un'attesa di 11 mesi è infondato, dice Drago, che ricorda l'esistenza dei percorsi di tutela che garantiscono l'accesso alle prestazioni sanitarie alternative in caso di superamento dei tempi massimi d'attesa. È assolutamente fuorviante la replica dell'azienda sanitaria, pare quasi che siano in uno stato confusionale, perché noi non abbiamo mai parlato di tempi di consegna degli esami istologici. Il caso in questione, dopo aver attivato la giusta prescrizione con carattere d'urgenza, con l'attivazione del percorso di tutela, ha avuto fissato l'esame il 4 aprile prossimo. Arriveranno i commissari a Tremestieri e Terneo, il comune sciolto per mafia, il componente dell'antimafia Burtone, un segnale concreto contro la mafia. Saltate anche le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Giusy Lazzara. Accertati i condizionamenti della criminalità organizzata, questa la delibera del Consiglio dei Ministri che ha sciolto ieri per mafia il comune di Tremestieri e Tneo. Arriveranno a breve i commissari, la loro nomina passa dalla firma del Presidente della Repubblica e avranno 18 mesi di tempo per mettere ordine nell'amministrazione e fare chiarezza su quanto emerso nell'inchiesta Pandora, su voto di scambio politico-mafioso e corruzione. È un momento di emergenza nuovamente in Sicilia, noi stiamo come Commissione Antimafia verificando che la mafia si è rafforzata e torna ad incidere nella diffusione della droga, nelle estorsioni, ma anche nell'inserimento con la pubblica amministrazione. Un tentativo che deve essere però subito stroncato. Dare subito un segnale che la mafia non può passare, non deve passare. Solo un anno fa la bufera giudiziaria che aveva costretto a dimettersi il vicepresidente della regione siciliana e assessore all'agricoltura Luca Sammartino della Lega, rinviato a giudizio con il rito ordinario per aver chiesto a 2 carabinieri la bonifica della segreteria politica. Lunedì invece condannato in primo grado a 8 anni il sindaco di Tremestieri e Tneo Santi Rando per voto di scambio nelle elezioni del 2015. Bisogna dire che non c'è un livello toccato soltanto nelle amministrazioni comunali, ma complessivamente nelle istituzioni, quindi quelli regionali, nazionali. Va fatta un'autocritica e va detto con forza che le scelte debbono essere ponderate nel momento in cui si definiscono candidature. Tornare ad un rigore ancora più significativo è una scelta da fare. E a Tremestieri non si voterà più per effetto immediato dello scioglimento del Consiglio Comunale. Il Comune infatti è stato escluso dalla tornata elettorale del 25 e 26 maggio. E nel mirino del governo un altro comune siciliano, Ramacca, dopo l'arresto del sindaco Nunzio Vitale per voto di scambio. È stato nominato già il commissario straordinario che accompagnerà l'ente fino alle prossime elezioni. Elezioni che potrebbero slittare anche a Ramacca per un intervento del governo. A Palazzo degli Elefanti il tavolo tecnico sulla vertenza ST. Arrivano rassicurazioni dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo cui i vertici del colosso italo-francese avrebbero annunciato il più grosso investimento a livello mondiale proprio per il sito catanese. Tonino De Mana.
sono ancora più convinto che siamo sulla strada giusta. L'incontro è stato fattivo, costruttivo, positivo e preparatorio al meglio per quello che sarà il tavolo nazionale già convocato per il 3 di aprile, in cui con il ministro Giorgetti, con la Regione, con le regioni, con i sindacati valuteremo appieno il piano industriale, finanziario, occupazionale che l'azienda ci presenterà. L'azienda ha già detto oggi che quello di Catania è il più importante e significativo investimento che la multinazionale fa nel mondo. La Regione farà la sua parte? In sintesi la Regione farà la sua parte nell'ambito delle disponibilità e delle misure che gli consentono di intervenire, lo farà. Anche in Sicilia i metalmeccanici sono scesi in piazza per lo sciopero nazionale, in migliaia alla manifestazione di Priolo Gargallo nel Siracusano, con la richiesta di riaprire le trattative per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro. Francesco Aloi. Contratto subito! Contratto subito! Un giorno di sciopero in tutta Italia per accendere un faro sui metalmeccanici, una categoria che da tempo chiede il rinnovo del contratto di lavoro. È una questione di salario, è una questione di industria e di prospettive. Senza il contratto nazionale si sta dicendo che l'industria è morta. I metalmeccanici siciliani sono qui oggi per questo. In Sicilia la manifestazione è stata a Priolo Gargallo, nel Siracusano, un'area scelta non a caso. Qua abbiamo una marea di lavoratori, quindi che non sono diretti legati al petrolchimico, ma tutto quel settore degli appalti proprio del petrolchimico, che quindi viene gestito attraverso ovviamente il contratto nazionale del metalmeccanico. Rinnovo del contratto nazionale significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentando i salari, ma anche e soprattutto la sicurezza. Uno sguardo anche alla transizione ecologica, ma sempre tutelando l'occupazione. Noi abbiamo il contratto nazionale scaduto da giugno. Dal giugno quindi, per quanto ci riguarda, i nostri salari si sono fermati a quello che era quella scadenza, l'inflazione è andata avanti e Federmeccanica non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto, anzi ci ha fatto una controproposta proprio per dirci che non vuole farci e non vuole darci più il contratto. In corteo si urla "vogliamo il contratto", ma affinché cambi qualcosa, per loro è necessario anche l'intervento della politica. Giorgia Meloni festeggia ogni giorno un nuovo record, l'ultimo è quello sulla durata del suo governo, ma non fa i conti con i record con cui devono misurarsi le persone in carne ed ossa che parlano di stipendi da fame. Siamo l'ultimo paese del G20 per il potere d'acquisto reale dei nostri salari. Al porto di Catania una via crucis con l'arcivescovo Renna per condividere le ansie e le speranze del mondo del lavoro. Le tante povertà del nostro territorio preoccupano Renna, che invoca volti nuovi in politica e più spazio per i giovani, chiamando alla responsabilità anche i cattolici. Adelaide Barbagallo. Tutti dietro una croce, ricordando le tappe dolorose di Cristo per condividere le ansie e le speranze del mondo del lavoro. Al porto di Catania una via crucis con l'arcivescovo Luigi Renna, con la preoccupazione per l'aumento nel nostro territorio della povertà, per mancanza di salari o per stipendi insufficienti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, politiche che possano allineare quelli che sono gli stipendi, politiche che possano avere in tempo quelli che sono i contributi statali e regionali per poter far fronte ai pagamenti, perché tante volte non arrivano in tempo. L'arcivescovo auspica volti nuovi nella politica e che ci sia spazio per i giovani. Io ho paura che ci sia un forte riciclo di persone che non si rendono conto di aver lasciato un'eredità che non è sempre quella splendida che magari dicono di aver messo in atto. Che i cattolici facciano la loro parte per un lavoro libero, partecipativo, solidale e creativo. Renna chiude con una frecciata ai partiti che si professano di ispirazione cattolica. La politica che si dice cattolica deve rendersi conto fino a quando affonda le sue radici in quella che è la dottrina sociale della Chiesa e non in una vaga ispirazione cattolica. Tappa agrigentina per Matteo Renzi, che ha presentato il suo nuovo libro Influencer, un incontro che ha unito cultura e attualità, approfondendo anche il delicato tema dell'immigrazione. Vanno sempre salvati in mare, ha detto il servizio di Davide Sardo.
Tappa agrigentina per Matteo Renzi, che ha presentato il suo ultimo libro Influencer, un'analisi critica sulla figura politica di Giorgia Meloni. L'incontro, ospitato in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, ha rappresentato un connubio tra politica e cultura, toccando anche temi di grande attualità. Tra questi il fenomeno migratorio, con particolare attenzione agli sbarchi sulle coste siciliane e alle tragedie del mare. Renzi ha ricordato il ruolo dell'Italia nella gestione dei flussi migratori durante il suo mandato, citando l'operazione Frontex, mentre oggi, ha sottolineato, il dibattito politico appare sempre più silenzioso di fronte ad un'emergenza in crescita. Noi dobbiamo evitare che partano, dobbiamo dire che chi arriva deve rispettare le regole, ma nel momento in cui sono in mare le persone si salvano. Questo insegna la cultura di questa terra e più in generale dell'Italia. Quando uno è in mare non lo lasci in balia delle onde, perché la terra siciliana e le persone siciliane sanno che nel nostro DNA ci sono dei valori inalienabili. Nel pomeriggio altre tappe del tour in Sicilia di Matteo Renzi tra Mazara del Vallo, Marsala e Palermo, domani Messina e Catania. Oltre 200 kg di pesce non tracciato e venduto abusivamente e altri prodotti non commestibili. È quanto emerso dai controlli effettuati nei mercati rionali di Catania. Sono scattate multe complessive per 16.000 euro. Controlli della Polizia di Catania anche nel quartiere San Cristoforo tra bar, panifici e ortofrutta e hanno portato al sequestro di 130 kg di prodotti alimentari non tracciati e multe per oltre 21.000 euro. Disabili costretti a percorsi a ostacoli nel centro di Catania tra stalli occupati da furgoni che scaricano merce e marciapiedi invase da auto parcheggiate. Il servizio di Tonino De Mano. Lo sai che è uno stallo per disabili questo? Sale frettolosamente, sbatte lo sportello e va via in un attimo. L'autista del furgone che, vedete, aveva appena consegnato la merce in un locale di via Vittorio Emanuele ed era posteggiato, neanche a dirlo, in uno stallo per disabili. È solo uno dei tanti esempi dell'anarchia che regna in pieno centro a Catania, sotto gli occhi di tutti e sotto l'obiettivo di decine di telecamere sulla cui utilità nutriamo molte perplessità. Attorno a Palazzo degli Elefanti è un susseguirsi di violazioni, dagli scooteristi che sfrecciano senza casco e contromano alle auto in divieto d'accesso e sui marciapiedi, rendendo impossibile il transito dei pedoni. Figuriamoci il passaggio di un portatore di handicap alle prese, con un centro storico pieno di ostacoli. Lo trovo sempre occupato. Quindi non riesco a parcheggiarmi laddove dovrei, laddove sarebbe mio diritto parcheggiarmi. Ed io lo porto per fare analisi, lo porto per fare visite, eccetera. E veramente lui rischia di rompersi il femore, di rompersi. L'altro giorno, appunto perché non ho potuto parcheggiare dove dovevo, lui stava scivolando in malo modo ed è stato solo un miracolo, per non parlare di quelli che lasciano le deiezioni dei cani e quindi un disabile con carrozzine. La deiezione ci mette sulle mani, sì, no, con grande senso di inciviltà, devo dire. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 7455 005. Noi vi diamo voce e al tempo stesso esortiamo chi di competenza ad una maggiore attenzione e soprattutto a maggiori controlli. Vuole lanciare un appello ai catanesi? Credo che sia tempo perso, perché sin dall'antichità i catanesi erano conosciuti per essere indisciplinati, sporchi, eccetera. Quindi se in 2500 anni niente è cambiato, se l'immagine il mio appello che effetto fa. Parliamo di cinema, il film Fantozzi compie 50 anni, ma come sarebbero le celebri frasi pronunciate dal suo interprete Paolo Villaggio, che molti non lo sanno aveva radici siciliane. Eva Spampinato. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 50 anni fa Fantozzi faceva il suo esordio sul grande schermo e da allora gli italiani ebbero un nuovo eroe popolare, anzi un antieroe, con una vita media, un lavoro umile da sfortunato impiegato di una mega ditta, umiliato dai superiori e dai colleghi. Pochi personaggi hanno avuto sulla cultura pop italiana l'impatto che possiamo riconoscere al ragionier Ugo. Non molti sanno che colui il quale dava corpo e voce a Fantozzi, Paolo Villaggio, aveva origini siciliane. Il padre Ettore era un ingegnere edile palermitano, mentre la madre, Maria Faraci, era nata da madre veneziana e padre siciliano.
Com'è umano lei! Ma come sarebbero suonate le sue più celebri frasi se fossero state pronunciate in dialetto? Lo abbiamo chiesto ad un palermitano doc, Totino Lamantia. Ma che cristiano bravo che è Cristo! E per esprimere disappunto sulla famigerata pellicola che il mega capo generale costringeva tutti i suoi sottoposti a vedere? La corazzata Potionchi è una schifia che non ce n'è uguale. Mitica rimane la scena dei supplì, che in Sicilia sarebbero stati arancini o arancine, viste le palermitane origini. Il dottore Fantozzi, tu mangi? Avessi a morire, ma io non stai toccando manco un pezzo di risi l'arancina. Espressioni come mega galattico, tragico, mostruosamente pazzesco, come umano lei, sono diventate parte del linguaggio comune proprio grazie a Fantozzi. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Alessio Dionisi torna a parlare dopo la riconferma in panchina. Non sono l'unico responsabile, ha detto in vista del match che il Palermo giocherà all'Arechi contro la Salernitana. Marco Gullà. 8 partite per riscrivere il copione del campionato. Al momento per il Palermo si tratta di un film horror, ma ci sono ancora gare per trasformare la pellicola della stagione in una favola con il colpo di scena finale. E allora la prima puntata sarà quella di domenica all'Arechi contro la Salernitana, una sfida che arriva dopo la riconferma di Dionisi in panchina. Sono state 2 settimane insomma un po' chiacchierate, un po' movimentate, dico la verità, più all'esterno che all'interno, perché a me quello che mi interessa è vedere la squadra. Io mi identifico nella squadra e la squadra si è allenata bene, questa è la cosa più importante, la cosa sulla quale si deve concentrare. Poi su quello che è uscito sinceramente io ho perso poco tempo, perché ho i miei canali e potrei venire a sapere tutto quello che è successo, ma non mi interessa proprio. Dionisi sembra orientato a confermare in gran parte la formazione che ha perso contro la Cremonese, ma l'assenza di Verre per squalifica apre diversi scenari. Il tecnico rosanero potrebbe proseguire col 3-4-2-1 oppure optare per un 3-5-2 più coperto. Pierozzi rientra dalla squalifica, Di Mariano è recuperato e va verso la convocazione. Out Nicolau. Il Catania mette nel mirino il Benevento e si prepara con rinnovato entusiasmo al derby di Trapani. I rossazzurri privi dello squalificato Di Gennaro al suo posto Del Fabbro. In attacco probabile ritorno di Montalto, ancora out inglese. Tonino De Mano. 4 gare, 360 minuti per il rush finale prima dell'appendice dei playoff, dove il Catania conta di arrivare nel miglior modo possibile e quindi in una vantaggiosa posizione di classifica. L'obiettivo è il 5° posto, attualmente occupato dal Benevento, che domenica gioca contro la capolista Avellino, con i rossazzurri che però devono tornare a casa dal provinciale di Trapani con il bottino pieno. Tra mister Bianco e Cibalino, mister Toscano tiene tutti sotto torchio per tenere alta l'attenzione del gruppo, che rispetto alle ultime settimane sembra aver trovato serenità e convinzione. Gli ultimi risultati positivi: il Catania non perde dalla trasferta di Cerignola del 2 febbraio e l'infermeria che si svuota completano il quadro e lasciano ben sperare. Capitolo formazione: questa volta per forza di cose Toscano, per l'occasione squalificato al suo posto Napoli, dovrà cambiare dal momento che mancherà Di Gennaro, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto giocherà Del Fabbro. In avanti il confermatissimo Gimenez farà coppia con Lunetta, insieme agiranno alle spalle di Montalto, che sembra abbia sconfitto una fastidiosa lombalgia. Ancora out inglese e Guglielmotti, che torneranno utili probabilmente per i playoff. La sfida di Trapani arriva in un momento delicato per i padroni di casa, che però vorranno onorare al meglio l'anniversario dei 120 anni di storia, prevista una maglia celebrativa. Trapani-Catania verrà trasmessa in esclusiva, in diretta e in chiaro su Telecolor, appuntamento alle 14 con un ricco prepartita, poi il match e il post match con le voci dei protagonisti, i commenti da studio e i messaggi da casa, per una domenica da vivere tutta d'un fiato. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.